Le due situazioni vanno assolutamente risolte, la politica piuttosto che gli imprenditori, piuttosto che gli amministratori, piuttosto che le istituzioni pubbliche devono assolutamente collaborare per far sì che due realtà così importanti non perdano la loro capacità di risposta per il territorio. Gli appelli si susseguono, in taluni casi tardivamente, per salvare dal rischio incombente di chiusura due storiche attività industriali bellunesi, la ACC ex Zanussi e la Ideal Standard ex Ceramica Dolomite, entrambe a un tiro di schioppo l'una dall'altra, nel comune di Borgo Valbelluna. Nel pomeriggio e fino a sera a Venezia è andato in scena il secondo round del tavolo convocato dall'assessore regionale Elena Donazzan, che ha riunito la proprietà di Ideal Standard con le parti sindacali e in collegamento ai rappresentanti del Mise. La scorsa settimana l'azienda ha confermato di non voler procedere con la produzione, ma ha concesso un'apertura per la cessione. Diventa al contrario sempre più critica la situazione per la ACC. Severo il commento del segretario generale della CGIL del Veneto dopo l'incontro di ieri in Regione. Non è in alcun modo accettabile, ha affermato Cristian Ferrari, che il prossimo 20 novembre, in anticipo di 4 mesi rispetto alla sua scadenza, venga revocata l'amministrazione straordinaria di ACC, causandone l'irrimediabile fallimento. Dall'incontro regionale è emerso che non sussistono le ragioni per una disfatta. Electrolux ha infatti confermato i suoi ordinativi all'azienda bellunese a dimostrazione dell'esistenza di un mercato. Ma tutto questo non basta, ha detto Ferrari, che ha chiesto a Mise e Regione di ricercare un sostegno ponte per ACC. Se la dismissione delle due fabbriche si realizzasse, scrive in una lettera aperta il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, sarebbe un disastro per l'intera provincia. Il primo cittadino, dopo aver iscritto alle massime cariche dello Stato, invita alla mobilitazione pubblica, forte e visibile tutti i bellunesi per riaffermare la volontà di non arrendersi e di non accettare a nessun costo la desertificazione industriale del territorio. Sabato prossimo in piazza Amel con Cesa ci saranno i vescovi Marangoni e Pizziolo, rispettivamente di Belluno Feltre e Vittorio Veneto, per testimoniare a voce alta e con la loro autorevolezza la condivisione per la buona battaglia della comunità bellunese a tutela della sua più autentica tradizione di lavoro.